E dunque sono partite per questa gara Caterina Giacchetti, Aniene, l'unica farfallista doc tra le tre azzurre nelle corsie centrali, Masini Luccetti e Spagnolo, due stile liberiste che però ben si cimentano anche in questa specialità. Una Caterina Giacchetti che predilige la distanza doppia dei 200, in cui è stata, lo abbiamo detto, bronzo europeo all'ultimo campionato di Eindhoven in vasca corta nel novembre del 2010. Al passaggio Caterina Giacchetti 28,46, Chiara Masini Luccetti 29,11, Spagnolo 29,94, virato in terza posizione. Primato della manifestazione 59,72 di Cristina Maccagnola. Intanto la Giacchetti allunga e se ne va via nella seconda parte di gara. Eccola alla vittoria dei 100 farfalla, Caterina Giacchetti. Si ripete al 100° per quanto riguarda il tempo di qualificazione, 1:00 e 00 per lei, davanti a Chiara Masini Luccetti 1:02 e